Gli uomini che verranno oggi andranno a prendere la protezione civile altri sacchi, ci organizziamo, cerchiamo di far entrare gli ospiti da qua dietro, se ci lasceranno passare, e dobbiamo arginare davanti. Nemmeno il tempo di terminare la conta dei danni è ancora in corso ed ecco che una nuova ondata di maltempo torna a spaventare l'area di Castelfranco, già provata dalle recenti precipitazioni. All'hotel Almoretto, che comunque è aperto al pubblico, si continua a lavorare senza sosta per ripristinare la zona degli scantinati, tante le manifestazioni di solidarietà arrivate in queste ore, soprattutto tra i più giovani. I ragazzi del rugby di Castelfranco, perché ero disperata e quindi ho chiamato chi conoscevo. 4 ragazzi meravigliosi. Ecco, quindi avevo dei dubbi sui giovani di oggi, ma ci sono i ragazzi bravi, meravigliosi, ci sono, soltanto che nessuno ne parla e questo mi fa molto male. Capire quanto è andato perso a livello economico è ancora complicato. Adesso si fa fatica a capire perché poi c'è tutto l'arredo, i libri, quello che siamo riusciti a recuperare, poi quantificare i bancali così di merce che è mista tra fango è quasi impossibile, poi c'è impianto elettrico, infrastrutture informatiche, si fa fatica così, però diciamo che spanometricamente dai 100 ai 200 ci siamo tutti. L'acqua in alcuni casi entrava dai muri, come per la vicina parrucchieria di via Fabio Filzi. Tutto ciò che era in magazzino è da buttare: capelli, estensioni, parrucche e prodotti. Se io devo pensare al magazzino, stiamo parlando all'ordine di 10.000 euro di prodotti, tra tutto un insieme. Si vede nelle bolle del muro, praticamente tutta l'acqua filtrava, ieri queste erano gonfie e man mano cedono acqua. Adesso noi con l'idropulitrice, man mano che laviamo il muro, ma a un'altezza di 1,5 metri, butta fuori acqua marrone, perché qua è proprio tutto quanto entrato, sì, per il terreno impregnato. Gli stessi vigili del fuoco dicevano: noi tiriamo fuori, ma torna dentro dai muri.